C'è una scena di questo film che mi ha particolarmente colpito ed è un dialogo tra voi due che parlate dell'angoscia del fallimento, che è qualcosa con la quale tutti quanti ci possiamo rapportare. E volevo sapere, in una società in cui gli algoritmi governano le nostre vite e le indirizzano verso appunto una società performante, credete che invece ci sia bisogno di tornare a rivendicare l'errore, il fallimento? Sì. Sì. Sì, c'è bisogno di rendere strutturale l'errore, cioè di renderlo proprio parte di un processo di crescita, non può essere escluso, così come non possono essere esclusi i difetti delle persone in generale, parlavamo anche dell'estetica, e questo mondo in cui tutti si rappresentano al meglio di loro stessi sempre, c'è una vita vera e poi c'è una vita rappresentata di ognuno di noi, perché attraverso i social poi i filtri, ci si proietta all'esterno sempre al meglio, e in questo meglio c'è anche il non voler accettare l'errore, che invece è parte fondante. Insomma, l'esperienza è proprio la somma degli errori che uno fa nella vita, no? Io giocavo a baseball, che non c'entra niente in questo momento, però è uno dei pochi sport che mette nelle statistiche di quello che è successo nella partita anche gli errori, cioè, c'è proprio una voce che non è, ed è raro, insomma, ed è una cosa che Poi ho visto un film su questo e ti dirò dopo. E quindi l'errore, sì, viva gli errori. E chi meglio di noi, fra l'altro, no? Tra l'altro, io guarda, una sfilza, anch'io me li segno a casa come i giocatori di baseball, è una sfilza proprio abbastanza buona. Questo film è anche una fotografia del nostro presente, no? Racconta questi riders costretti a delle attese assurde e poi un lavoro sempre al ribasso. Perché come stronzi stiamo rimanendo a guardare? Sì, stiamo proprio rimanendo a guardare. Beh, perché secondo me, come dicevo prima, anche se io ci capisco poco di politica, c'è una confusione. La politica è vita, la politica sono le scelte che fai, quello che vedi, quello che giudichi, quello è politica, esatto, non e sì, non sono solo i politici, però in generale stiamo secondo me in un momento di grande confusione anche dopo quello che abbiamo passato, però da sempre lavori come i rider e anche altri lavori umili sono molto appunto poco tutelati, ci sono persone molto sfruttate, questa è una cosa che nel film si vede molto, e però lui riesce, il suo personaggio Arturo riesce secondo me a dargli una dignità a questo lavoro, a se stesso, e ad andare anche oltre, no? Che poi insomma i rider in questo periodo ci hanno praticamente sfamato, almeno a me, quindi sono stati molto utili, è un lavoro che poi alla fine è stato molto molto apprezzato. Che poi è più che un presente, quasi più un'ipotesi di futuro. Adesso noi abbiamo altri mezzi per rappresentare un futuro, mezzi intendo cinematografici, no? Dobbiamo comunque, non abbiamo budget così importanti da poter costruire una specie di Blade Runner, però l'idea è quella, cioè l'idea è cosa ci aspetta fra pochi anni, se continuiamo a rimanere fermi, immobili. I diritti dei lavoratori, in questo caso i rider, che diventano un non problema, un problema che non ci riguarda, così come la solitudine che può diventare parte delle nostre vite, perché alla fine ci si abitua a vivere appunto attraverso uno schermo il rapporto con gli altri, e quindi è una sorta di, chiamiamolo, campanello d'allarme per un futuro che ci attende se rimaniamo a guardare. Reagiamo. Sul set chi è tra i due che stava di più al telefono? Ma io di solito non lo posso, o lo porto spento. Io non amo molto il telefono, fortunatamente, quindi non lo spengo spesso, ma anche nella vita, anche quando non lavoro, perché proprio non. Vabbè, a parte che ho mia madre mi ha 30 volte al giorno, quindi a un certo punto lo devo di autotutela. Però comunque no, non è un oggetto a cui sono molto legata. Anche i social network ho uno strano rapporto, penso che forse non posto una foto da
quasi secolo. forse 3-4 mesi, comunque non ho questo rapporto, cioè non sono proprio, però penso che anche lì devi avere un talento nel raccontare la tua vita, no? Se vuoi farlo, quindi che ne so, ragazzi, sto andando al bagno, poi dopo vado a Sembra mangiare. un po' che le poi dopo- persone, tutte, noi facciamo un lavoro che ci espone, quindi a volte Sì. magari poi è soggettiva la cosa, io non ho tanto il bisogno, sento il bisogno di raccontare anche cosa sto facendo Sì. oggi pomeriggio, però guardo il telefono spesso, ho Twitter, non ho altri social network, però quello che noto in generale è che c'è un bisogno di affermare innanzitutto il fatto che ci siamo e stiamo facendo qualcosa Sì. al mondo. Sempre una forma, ripeto, però non vera, sempre filtrata da filtri fotografici, ma anche fai una cosa bella, devi dire a tutti la stai facendo perché così forse diventa più bella. O se hai un problema anche, ma questo succedeva in televisione anche, e succede ancora, cioè io ho un problema grave, lo condivido con gli altri perché forse è meno grave, ma anche cose veramente personali. Vedi persone che raccontano che gli è morto, Sì, sì. cioè, la prima cosa che fanno è scriverlo, mi è morto il cane, è morto un familiare, Sì, fanno si una- corre a condividere questa cosa perché evidentemente c'è qualcosa di consolatorio. Esatto. Grazie mille per il vostro tempo. Grazie. Grazie a te.